Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e buon inizio settimana, lunedì 29 settembre e benvenuto anche al nostro Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno, buon 29 settembre, data che per gli amanti della musica italiana non può essere banale. Ecco, infatti, ovviamente non lo so. Salutiamo anche il nostro Sporticus, Edigio, Melis, ben trovato, Forza Cagliari, Gianfranco, buongiorno a tutti, buongiorno a Fac. Buongiorno a tutti, prima li baciate in arrivo ma usciremo più forti. Prima ovvero banco di prova per il mister e per tutto l'ambiente. È vero, infatti parleremo di questo. Sapete qualcosa di più approfondito sulle condizioni di Belotti? E Marco dice, buongiorno, abbassiamo la cresta con l'Inter, primo tempo schiacciati all'Inter, mio parere, per ore di formazione, poi temo il Gallo non canterà più per questa stagione. No, il resto ero pronto a censurarti. Comunque, no. Stavo leggendo il sottopancia. Mi sa che devi cambiare gli occhiali perché insomma ti ho dovuto correggere, c'erano 75 errori praticamente nella Buongirono, il caffà. Davvero? Ti fa male il lunedì mattina, eh? Il lunedì mattina insomma ti crea dei problemi. Sì, assolutamente. Allora, iniziamo. LDL 102.5. Stamattina è iniziato così, grandissimo. Allora, facciamo un momento. Date l'ambulanza, c'è già l'ambulanza per prenderti, Fra. Sì. È stata chiamata d'urgenza. Ecco, vedi? Gianluca dice: 29 settembre, il compleanno di Adri Shevchenko. Luca si schiera o gli si preferisce Kristovic come tuo solito? No, ragazzi, Shevchenko si schiera a prescindere. Mi ha fatto vincere un campionato. Ogni volta gol del Milan, ovviamente gol di Shevchenko. Giocatore. Giustamente. Sì. E salutiamo anche Luca, buongiorno a tutti, tristezza per Belotti. Allora iniziamo, prima di aspettare che arrivi la prima ospite, Fra. Insomma, Belotti, sappiamo un po', lesione, legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, non dico campionato finito, ma siamo quasi vicini. Siamo vicini. Sì, tecnicamente non è campionato finito perché insomma i mesi dovrebbero essere 6/7, anche se poi in realtà l'ultima tendenza degli ortopedici è quello di, soprattutto con giocatori di una certa età, anche se poi 31 anni, insomma, fa ridere dire di una certa età, però ecco, non parliamo di un 18enne, di un 20enne, soprattutto chi ha poi già sofferto di problemi, di traumi, è quello di fondamentalmente prendersi il tempo giusto per poi riprendere l'attività agonistica. Belotti dovrebbe in questi giorni, tra oggi e domani, insomma, fare le ultime visite per capire dove operarsi, perché chiaramente la decisione verrà presa dal giocatore insieme alla società, allo staff medico, e in base a quello poi si capirà effettivamente quali saranno i tempi di recupero. Io credo che un passaggio a Villa Stuart verrà fatto, visti i rapporti che ci sono tra Cagliari e appunto la clinica romana.
6-7 mesi, tendenzialmente per un crociato quelli sono i tempi, ripeto, poi bisognerà capire effettivamente se il giocatore riuscirà a tornare in campo entro la fine della stagione. Intorno ad aprile dovrebbe riprendere ad allenarsi, quindi insomma questo è un po' il discorso. Una tegola che non ci voleva, chiaramente, che però fa parte del gioco, lo sapevamo, perché insomma io ripenso a quello che è successo al Parma, che quest'estate prende a mercato aperto ancora Frigan dal Belgio, e al primo allenamento si spacca tutto, e quindi cioè veramente non era neanche stato presentato ancora l'attaccante croato, e poi il Parma ha dovuto virare in corsa su Cutrone. Il Cagliari non ha questa possibilità perché il mercato è chiuso, non ci sarà un ricorso al mercato degli svincolati, verosimilmente appunto si andrà avanti fino a gennaio con questo attacco, trovando le nuove formule giuste per sostituire Belotti. Io aggiungo una cosa, cioè paradossalmente questa è la situazione che il Cagliari aveva fino al 30 agosto, ne parlavamo anche ieri, no? Esatto. Rientrando dalla partita della primavera. Il Cagliari era pronto di fatto insomma, ad affrontare la stagione già così. Pertanto, insomma, i giocatori ci sono a disposizione. Necessariamente servirà dare spazio a chi magari in questo inizio di campionato ne ha avuto un po' meno. Ovviamente sto parlando di Chilixoi, sto parlando di Borrelli, sto parlando di Felici. Ripeto, i giocatori ci sono. Il Cagliari il Pisacane soprattutto, dovrà essere bravo a sfruttarli. Io non credo che ci sarà, per esempio Alessandro dice si punterà tutto su Borrelli, no? Io devo essere sincero, non credo che il Cagliari, buongiorno Gianca nel frattempo, Ciao, Gianca. anche a te, dicevo non sono così convinto del fatto che il Cagliari, tolto Belotti, metterà Borrelli, cioè sostituirà Belotti con Borrelli in quanto centravanti di fisico e quant'altro. Per me si andrà partita per partita, in una partita giocherà Borrelli, in un'altra partita giocherà Chilixoi, in un'altra partita giocherà magari Esposito di punta, avanzato, in un'altra partita magari giocheranno in 3 dietro una punta, cioè nel senso, da quello che abbiamo visto in tutte queste prime settimane di stagione, io credo sinceramente che non ci sarà una scelta univoca da parte di Pisacane. Questo però, appunto, poi, perché da una parte la responsabilità di Pisacane aumenta, cioè la responsabilità della scelta aumenta, ma c'è anche l'aumento della responsabilità per i singoli giocatori, perché sai, con Belotti anche i Borrelli, Chilixoi e via dicendo potevano dire vabbè tanto c'è lui che gioca titolare, io aspetto, cresco con calma, trovo il mio tempo e tutto. E avevamo anche detto questo, se ti ricordi, cioè la comodità per un Chilixoi, che abbiamo detto dopo la partita di Coppa Italia con il Frosinone, la comodità di, per esempio appunto per Chilixoi e anche, ripeto, era quella di poter in qualche modo crescere alle spalle del titolare, quindi senza eccessive responsabilità che invece ora automaticamente si duplicano per ognuno di loro. Ecco, l'altro giocatore chiave, infatti poi spoileriamo uno dei temi di stasera a Cagliari Social Arena, Luca, no? Sì. È necessariamente quello che dice Bilancizio. Sì, siamo sì, d'accordo? ma io lo volevo leggere, però ti ho lasciato parlare. Vai, leggilo. Che questo, il primo dici, questo? L'ultimo. Buongiorno a voi, vediamo se avete imparato. A parte quello, l'ultimo. Allora, ci servirà il miglior Gaetano perché Esposito presumibilmente si dovrà avvicinare alla porta più di quanto non gli è stato chiesto finora. Sembra possiamo spoilerare, un cartello di Cagliari Social Arena. Esatto, sì. 2 addirittura in realtà. Sì. In uno sono 2. Con un unico commento sono 2 cartelli.
Però questo è, Corrado. cioè fondamentalmente questo è, cioè il Cagliari ha tanti giocatori lì davanti, ora che non c'è Belotti che, ripeto, poi l'altro giorno qualcuno, non mi ricordo se era in uno dei commenti al mio articolo oppure in uno dei commenti del post partita, adesso in questo momento non ricordo, però era un commento che faceva sicuramente riflettere, perché diceva, cioè siamo passati dalla Belotti non serve a niente, arriva l'ultimo momento come tappabuchi, bollito e quant'altro, in 2 settimane a dire ecco, no, 2 settimane no, un po' più di 2 settimane, in quasi un mese a dire come facciamo senza Belotti, imprescindibile per questa stagione. E quindi effettivamente è davvero così, è davvero così, per cui in questo momento il Cagliari si ritrova con un attacco senza centravanti principe, però con tanti giocatori che, ripeto e chiudo, dovranno necessariamente tirare fuori un po' la testa da sotto la sabbia. Il riferimento a Gaetano è abbastanza Non casuale. centrale, perché il Cagliari si aspetta tanto. Tra l'altro poi Gaetano quest'anno ha pure la maglia numero 10 sulle spalle, che non è una maglia banale, nel calcio lo sappiamo bene. Il Cagliari si aspetta tanto, i tifosi si aspettano tanto da lui, e quindi insomma chiaramente serve, per quello che abbiamo detto, che da Udine parte un altro campionato, perché effettivamente è così, cioè le prime 5 partite hai fatto 7 punti, Belotti ti ha portato 3 punti da solo con la doppietta di Lecce, e poi insomma questo è. Ma vedo che abbiamo la nostra graditissima ospite, la prima ospite di stamattina, ovvero Deborah Carangelo della Dinamo Women. Facciamola entrare in studio. Ciao Deborah, buongiorno e ben trovata. Ciao, buongiorno. Come stai? Tutto bene, tutto procede alla grande. Pronti a iniziare questa nuova stagione? Siamo pronti, abbiamo fatto anche 2 partite già ufficiali, ci stiamo preparando. Oggi inizia il primo giorno della settimana, prima del campionato. Siamo felici, sta andando tutto bene. E sabato ci sarà l'Opening Day, che l'Opening Day è sempre un'incognita, però sì, però sta andando tutto bene. Ci prepariamo Tutto contro bene. una squadra che Eh. sarà molto aggressiva. Ormai la conosco da un po' di anni, e infatti sto anche preparando un po' le mie compagne di squadra che saranno aggressive, e di non lamentarsi perché tanto viene qui. Non Ci serve a piace, niente ci piace lamentarsi, grande. questa idea. Allora, Io Deborah, dovrò essere chiaramente... la prima, cioè, per carità, non che non lo faccia, però Giustamente, da buon capitano, giustamente sì, dici, esatto. Deve dare il buon bisogna dare esempio. l'esempio. Esatto. Bisogna dare l'esempio. Allora, San Martino di Lupari, appunto, che poi è l'avversaria con cui parte il campionato, non la stagione, perché giustamente sottolineavi quanto la stagione sia già iniziata con il passaggio del turno in Eurocup contro il... Devo guardare da questa parte perché ogni volta è uno Sì, scioglilingua il nome della squadra, il sì, Panatitlikos o il sì. Panatitlikos, non so dove sia. Comunque, Dove Saloni sia è il l'accento. Panathinaikos del basket. Salonico. Esatto, e dire il modo migliore davvero di incominciare una stagione. Sappiamo quanto sia importante per una società come la Dinamo Sassari, soprattutto anche per la parte femminile della società, andare avanti in Europa, che insomma da quando sei arrivata tu fondamentalmente il passo è sempre stato quello, no? Cioè cercare di accompagnare il rendimento in campionato con quello nelle coppe europee. Sì, no, fare l'Eurocup sicuramente è una finestra molto importante in Europa per noi giocatrici. Comunque, a parte che ti alleni meno, però giochi anche di più, e alla fine a noi piace giocare, cioè noi andiamo in campo per giocare. È una bellissima esperienza, infatti sono felice anche per la qualificazione, l'abbiamo fatta anche, sono 3 anni che facciamo qualificazioni,
per le nuove mie compagne di squadra, perché secondo me è un'esperienza che una giocatrice deve fare, però ti devi guadagnare perché non tutti gli anni poi capita di ritrovarti in una squadra dove ti permette di fare l'Eurocup. Sassari ce lo permette, è bello portare il nome Sardegna in giro per l'Europa. E quindi affronteremo anche questo percorso per molte nuove, ma con voglia, determinazione e ho delle compagne di squadra veramente con lo spirito giusto, anche in allenamento c'è tanto spirito, tanta voglia di allenarsi bene, tanta voglia di dimostrare anche, e quindi secondo me ce la possiamo cavare, dai. Ecco Deborah, ricordiamo quarta stagione per te a Sassari, hai detto bene, c'è gruppo di fatto completamente nuovo tranne te perché è cambiato tutto, hai detto già in parte l'aria che si respira, no ti chiedo proprio invece come composizione secondo te del roster, cioè come vedi, siete una squadra equilibrata, ecco diciamo così, in tutte le parti, secondo te? Secondo me sì, perché ogni ruolo è ricoperto da due giocatrici e ci sono anche alcune giocatrici che possono giocare in ruoli diversi. Per esempio Martina Spinelli può giocare anche da 5, Tamira Poindexter può giocare da 3, quindi siamo una squadra secondo me anche molto versatile, cioè, secondo me potremmo essere tipo le persone, spero che quest'anno ce ne siano tante che vengono a vederci, secondo me si potrebbero veramente appassionare e, e venire con la voglia di dire la prossima volta ci sarò. Siamo un bel gruppo, sai, l'inizio è sempre bello per in qualsiasi cosa, e ci saranno periodi magari un po' più particolari, un po' bui, però dovremmo essere brave a creare lo stiamo già facendo, una nostra identità per poi nei periodi, nei momenti magari bui uscirne tutte insieme. Tipo? L'hai chiamata così? Temira Poindexter? Tipo? Ho capito Sì, male? no, Ah, T la no, chiamiamo. no, siccome No, era no, tipo, no, simpatico no, anche quello nel caso. T Poindexter era. Esatto. Oh, poi se vuoi potete anche, insomma, te lo cedo questo soprannome, la paternità di questo soprannome nel caso in cui Non lo servisse. No, capirà mai. no, stupidaggini a parte, come si suol dire. Prima di passare la palla a Luca, la mia più grande curiosità ovviamente poi è legata alla guida tecnica, perché quest'anno siete dirette da Paolo Citrini, che tra l'altro è già stato nostro ospite qui a Buongiorno 131, che noi della stampa abbiamo conosciuto soprattutto negli ultimi anni per il ruolo all'interno dello staff della comunicazione. Domandina al capitano, cioè adesso io penso che magari quando uno ha fatto per tanto tempo l'allenatore, poi va a fare il giornalista, poi torna a fare l'allenatore, magari un po' di ruggine ci sia. Ovviamente Citrini, Paolo Citrini è un amico, quindi capirà la battuta. Quindi chiedo a te invece, avete trovato questa ruggine? Perché da come io ho visto, a parte le conferenze e quant'altro, mi sembra invece tutt'altro. Sembrava che non aspettasse questo momento da anni, stava cullando questo sogno da tempo. Quindi chiedo a te, che lo vedi ogni giorno in campo, com'è? Che non vedeva l'ora di ritornare a fare l'allenatore, si è capito, l'abbiamo capito e l'ho capito anch'io. Fin da quando mi ha chiamato, che poi mi ha detto, mi ha comunicato che sarebbe stato il primo allenatore, l'ho sentito carico e magari molte volte uno, essendo tanto carico, poi tende ad esagerare. Però sinceramente da quando poi abbiamo iniziato la preparazione, io l'ho visto molto attento, soprattutto ai piccoli dettagli. Secondo me anche magari l'occhio da assistente, lo può aiutare come primo allenatore. Per ora, cioè per ora nel senso, e poi
ci tiene tanto, ci tiene tanto, ci tiene a chiederci come stiamo, ci tiene a sapere se stiamo bene, se abbiamo bisogno di qualcosa, quindi ci sta proprio trasmettendo anche serenità. Eh, per ora, cioè fino adesso non posso lamentarmi di niente, anzi, non pensavo sinceramente, no, non me ne voglio lui adesso, Saltata la Non connessione. avendolo conosciuto Ecco qua. prima come allenatore, non avrei mai saputo come sarebbe stato. Però è carico e sta facendo un ottimo lavoro. Anche in allenamento, ci guida, ci sta guidando proprio bene. Io ne ero abbastanza sicuro, sinceramente, vedendo poi la passione di Paolo sempre in tutto questo, in tutti questi anni, quindi gli abbiamo già detto. Poi qua è venuto, ha fatto una masterclass, tra l'altro, insomma, di Poi a lui basket. piace parlare. Esatto, esatto, esatto. Va bene, Luca, passo la palla a te. Deborah, hai detto un Assist. po' il discorso gruppo, nuovo gruppo, tu sei l'unica superstite, però ecco, avete iniziato benissimo vincendo sia all'andata che al ritorno contro la squadra di Salonico, è vero che vincere aiuta sicuramente, però sta iniziando appunto il campionato e quali sono allora le ambizioni di questa stagione, considerando nuovo allenatore, tra virgolette, Ma nuovo gruppo e nuovo campionato? certo, diciamo che non è il primo anno che mi trovo, forse gli altri anni mi sono ritrovata con Sara Toffolo con me, ma non è il primo anno che mi ritrovo da sola, a parte staff tecnico. Per me è sempre, io ogni anno cerco di prenderla come sfida, ma per avere nuovi stimoli, perché non sono una di quelle che poi dice no, vabbè, io sono arrivata, gioco in A1 da un po' di anni e quindi no, a me piace comunque la sfida, cioè avere stimoli, magari quest'anno c'è Emanuela Trozzola come cambio di playmaker e è più giovane, quindi c'è anche in allenamento, sai, sempre con rispetto, però comunque ci alleniamo, non so se avete capito, cioè Sì, sì. Sì, sì, sì. c'è Non si sta lì pressione, a giocare, diciamo così. esatto. Concorrenza pura. Eh, esatto, per me, sinceramente, io vorrei, adesso non so se sia bello o brutto da dire, ma io vorrei fare meglio dell'anno scorso in campionato italiano, perché in campionato italiano arrivare all'ultima partita e vincere non è stato proprio bellissimo, però sono stata felicissima comunque del percorso che abbiamo fatto in Eurocup e quello in campionato un po' meno. E quindi per me le ambizioni sono queste. Ehm, Secondo me bisogna solo navigare sulla stessa, cioè remare nella stessa direzione, perché se tu hai un gruppo unito, per quello dicevo prima, bisogna creare l'identità il prima possibile, far capire agli altri chi siamo, perché quando vai in campo e siamo tutte aggressive, non solo una, ma due, tre, quattro, cinque, poi lì inizieremo a vedere cose belle. Il campionato inizia, come ho detto prima, l'Opening Day è sempre un'incognita perché lì veramente è la prima di stagione che non sai se giochi bene, se giochi male, se vinci, se perdi, perché poi noi giochiamo tutte insieme, cioè noi siamo la prima partita alle 2, che come orario ci va anche bene perché fondamentalmente ci alleniamo alle 2:30, quindi non è che Ok. dici ci sposta tantissimo. Sì, sì. Però noi ce la metteremo tutta. L'ho già detto, San Martino sarà una squadra aggressiva, sarà una squadra che ci metterà le mani addosso, sarà una squadra che ci proverà a farci prendere la palla a metà campo. Però noi dobbiamo essere bravi e l'abbiamo già fatto un allenamento, adesso questo inizierà il secondo allenamento per giocare contro di loro. Già essere brava a giocare contro il loro, quello che fanno loro, cioè contro la loro difesa, diciamo, contro la loro aggressività, così non ci troviamo impreparati nel momento in cui dobbiamo giocarci. Deborah, c'è un paio di domande che hanno preparato i ragazzi della redazione, quelli che seguono più di noi due, nello specifico. Io metto sempre le mani avanti anche per evitare poi di dire bestialità o quant'altro, e quindi te le faccio proprio pulite pulite. Allora, la prima in realtà torna un po' sempre sul discorso della nuova squadra, nuovo gruppo e quant'altro. Mhm. Forse manca una stella assoluta, come ha detto anche con lo stesso Citrini, cioè quest'anno rispetto magari agli altri anni, Manca, cioè sembra un gruppo un po' più
no? Unito anche da quel punto di vista, cioè manca forse quella... No, qual è Manca, il tuo sì, parere? allora può mancare una stella oppure una con grande talento che ti può fare 30 punti a partita, quella, oppure nel momento del bisogno magari ti fa 10 punti di fila e ti toglie dal momento peggiore, no? Però secondo me non sempre c'è bisogno, perché secondo me un Ecco, questo è gruppo il discorso. compatto può essere molto più utile di una Certo. giocatrice sola. E non mi va di fare paragoni, sinceramente, però negli altri anni io c'ero, cioè c'ero, quindi non è che mi posso lamentare. È successo, c'erano, e in molte occasioni, cioè, il singolo non fa la squadra. Per Certo. me il singolo non vince una partita. Ti può fare l'ultimo canestro, ti può togliere da una situazione eh, buia in un momento della partita, ma non ti vince la partita. Il Sì, gruppo sì. sì, e quest'anno secondo me abbiamo tanti elementi, tanti elementi, tante giocatrici che possono segnare 20 punti, 10 rimbalzi, come 20 punti ancora non ci è arrivata nessuna, però abbiamo giocatrici che hanno fame di giocare, di andare a rimbalzo e lottare. Quindi secondo me metterci poi tutte assieme ci aiuterà a vincere. Infatti era proprio quello, Non, cioè s- il Non focus della sono domanda era preoccupata, quello. anche perché poi sappiamo comunque chi siamo, cioè ci stiamo conoscendo ancora come persone, come giocatrice in campo, però magari sta a noi capire nel momento in cui abbiamo bisogno e di chi abbiamo bisogno e di andare da quella persona. Tutto molto chiaro, chiaramente si punta più sul gruppo che sui singoli, questo era un po' il succo della domanda. Invece un'altra domanda che arriva sempre da Matteo Porcu, nello specifico, che ringraziamo e salutiamo, proprio dice: come giudichi le tue compagne di reparto, tra virgolette, se Boros ti può togliere qualche compito un po' di playmaker, togliere nel senso buono, cioè nel senso che ti aiuta, ecco, da quel punto di vista, e come vedi Trozzola, ragazza giovane che sicuramente può crescere, insomma, vista lavorando anche al tuo fianco. È mancato Ok, qualcosa? no, ogni tanto c'è la connessione che non va. Ah, ok. No, allora, Boros e Trozzola comunque Boros, sono le due sì, domande, sì, le avevo due capito. giocatrici. No, Boros penso che lei sia un'ottima guardia, molto istintiva, ehm, e può aiutarmi a portare palla nel momento in cui magari, sai, siamo insieme in campo, mi pressano, almeno c'è un 2 che riesce a portare su palla e che mi dà una mano. Qua può anche, potrebbe anche fare il playmaker quando io sono fuori, però secondo me Trozzola, io gliel'ho anche detto a lei, per me lei ha tutte le carte per giocare in A1 e piano piano, ovviamente, magari non magari perché lei viene da 2, però adesso il livello A2, A1, sinceramente, cioè, è un po' calato. Però secondo me rispetto a altre persone che conosco che sono in A1, secondo me lei può giocare benissimo. Cioè, quindi lei può veramente strapparmi quei 10 minuti, 15 minuti per entrare in campo e far bene. Ovviamente deve crescere, piano piano in allenamento lo sta facendo perché comunque, sai, non è facile neanche a 19 anni arrivare in una squadra di A1 che gioca nella A1 con persone che molte che ci hanno già giocato e iniziare anche con la voce a essere, invece deve farlo, cioè nessuno le dirà mai niente, quando sbaglierà glielo diremo, però secondo me io sono molto felice, secondo me può veramente strapparmi, cioè, qualche minuto e farmi riposare. Ecco. Sì, anche perché poi se non giochi, no? Cioè non prendi mai la leadership, non diventi mai effettivamente padrona, no? No, no, esatto, anche perché comunque io penso che ci sono momenti di una partita dove devi essere lucido e molte volte non è che mi dispiace giocare 40 minuti,
Però, a parte che sto diventando un po' sempre più vecchia, quindi... Guarda, Però, non dirlo a Luca Di però Leonardo comunque... che dall'alto dei suoi 78 anni continua a tenere alta la bandiera, quindi tranquilla, 78. tranquilla. Stanno 70. aumentando sempre di più, Oggi eh. 70. Però Ogni com- settimana aumentiamo gli anni, Luca, lo sai. Tra un Quindi. po' Scusa centenario. Deborah, questo è uno scherzo che No, abbiamo no, noi ma dall'inizio. tranquillo. Però comunque ci sono momenti nella partita dove devi essere lucido per connettere bene sia gambe, cervello, ossigeno, tutto questo. E secondo me lei poi, per me ha tutte le carte in regola per giocare in A1 e per darci una grande mano. Ecco, se lo dici tu, c'è da crederti Sì, io assolutamente. non sono Luca, molto, cioè io non è che parlo o giù, cioè non mi piacciono proprio tutte le giocatrici, cioè ho le mie opinioni così, quindi se Grande. lo dico è perché lo penso vuol veramente. dire che è veramente così. Sì, Va bene. perché se no non lo direi. Mi astengo C'è dal una domanda, commentare. c'è una domanda per Deborah, Luca. Sì, sì, esatto. Allora, in nazionale hai giocato con alcune delle ragazze che hanno vinto il bronzo europeo. Hai un aneddoto su di loro o sulla nazionale in generale? E cosa può portare questo bronzo al movimento femminile? Mm, in nazionale europeo? No, non ho nessun aneddoto, anche perché comunque secondo me sono state molto brave. Diciamo che tutte le nazionali adesso si stanno un po' rigenerando e loro sono un bel gruppo. Beh, questo spero che porti a far vedere che comunque il basket italiano è bello, è importante, che possiamo dare comunque, possiamo far divertire anche le persone, perché io capisco che i maschi magari possono schiacciare così, però anche noi possiamo regalare delle gioie, delle emozioni anche in un momento importante della partita, cioè un momento magari sai, punto a punto di una partita con delle giocate, con delle giocatrici comunque forti. Spero che molti ragazzini, ragazzine più che altro, si iscriveranno e secondo me bisogna magari parlarne di più anche magari a scuola, fare più Certo, interventi, in generale dello sport, perché ci sono molti ragazzini che adesso basta che sono davanti al computer o con la PlayStation e sono è felici. vero. E non sanno cosa si perdono, perché comunque il basket o lo sport in sé ti aiuta a creare anche relazioni, a stare con i bambini, a conoscere qualcuno di diverso che non sia un tuo compagno di classe. Però comunque sono felice che la nazionale abbia vinto il bronzo, ne avevamo bisogno di un risultato buono, bello e basta. Non ho nessun aneddoto. Ci sta assolutamente. No, vabbè, ma poi secondo me il tuo discorso è assolutamente più che condivisibile, soprattutto poi per quanto riguarda i ragazzi, cioè la necessità anche di trasmettere veramente i valori di uno sport sano come la pallacanestro. A Sassari chiaramente c'è una grande fame di basket, lo dimostrano tutte le società che ci sono. Insomma, ne parlavamo anche settimana scorsa con il coach dell'Esperia Olimpia a Cagliari, Federico Manca, che faceva un po' anche il raffronto un po' tra le due principali piazze della Sardegna, e in generale lui diceva a Sassari è più facile anche trovare chi vuole fare allenatore, cosa che a Cagliari invece è difficile, nel senso che effettivamente si respira un'aria diversa anche per quanto riguarda veramente la pallacanestro a tutti i livelli. Deborah, prima di salutarti, ci sono un paio di domande ancora che mi sono rimaste. La prima è come giudichi le nuove americane, perché sappiamo che di solito basket italiano vuol dire, cioè gli americani di solito spostano sempre gli equilibri non solo in Italia ma in generale, e quindi anche quest'anno c'è stato un turnover da quel punto di vista. Come le vedi? Allora, sono rimasta molto contenta. A parte, allora, una è pazza fuori di testa, ma nel senso buono, che di Richards, che ogni volta se tu
se ti vede magari neanche triste così, ma lei sa come rallegrarti. E in campo mi piace perché, a parte anche in queste due partite mi ha aiutato tanto e poi è una che veramente si sbatte per qualsiasi cosa. E non sempre magari le americane, sai, vengono qui, sono un po' fighettine, devono avere sempre la palla in mano. E invece lei mi piace proprio per questo. E poi secondo me è una grande giocatrice e sa giocare a basket, cioè capisce pallacanestro. Temi è una rookie. Sono rimasta molto sorpresa perché di solito le rookie sono sempre in camera, non parlano, non hanno voglia di conoscere le proprie compagne di squadra e invece lei fin dal primo momento, vabbè, all'inizio non l'abbiamo avuta con noi in allenamento perché aveva un problemino al ginocchio, però poi nel momento in cui è entrata l'abbiamo messa a suo agio, ovviamente perché comunque siamo persone prima che giocatrici. Lei quello che le viene chiesto fa, quindi non dico un soldatino, però c'ha, e poi cioè, c'ha sto sorriso che comunque spegne qualsiasi cosa. Per ora come rookie sta facendo un ottimo lavoro. E poi è un cognome da film, cioè Sì, Poindexter è una cosa esatto. fantastica. C'è già solo il cognome, no? Ricorda un film di Tarantino, non so Sì. come dire, cioè è proprio simpatico già solamente il cognome. Noi invece l'ultima, Deborah, prima di salutarti, abbiamo parlato delle ambizioni di questa nuova stagione della Dynamo Woman. Tu hai già detto un po' le tue, ti chiedo l'auspicio invece, secondo te, cioè al di là dell'ambizione, quale sarà secondo te, o meglio, quale vorresti che fosse la stagione della Dinamo? Sì, ecco, adesso sì. Saltato? No, aspetta, Vediamo. non ho... Allora, ripeto, qual è Scusami. l'auspicio Sì. per questa nuova stagione, il tuo auspicio per questa nuova stagione? Ma di star serena e tranquilla perché nel momento in cui si è sereni le cose vanno bene, si spera. Eh, io voglio solo, cioè, godermi partita dopo partita, settimana dopo settimana. Secondo me da Ed lì, è- se lavori bene ogni settimana, puoi arrivare a giocare, cioè a star sereni anche con la mente, perché adesso pensare a quello che sarà, non la penso più così, quindi mi godo momento dopo momento, partita dopo partita. Carpe diem, insomma, in poche Esatto, parole. cogli Questo è un po' l'attimo. Sì, esatto. l'auspicio della nostra Deborah Carangelo, che ringraziamo. Deborah, davvero grazie per essere stata con noi stamattina. È stato un vero piacere parlare con te di pallacanestro femminile e non soltanto in Grazie generale. Ti a aspettiamo voi. anche magari di nuovo da qui alla fine della stagione. Grazie Deborah, un abbraccio e buona giornata. Ciao Un Deborah, abbraccio grazie a voi, mille. grazie mille. Ciao. Ciao, Ciao ciao. ciao. E grazie ovviamente anche alla Dinamo Sassari per averci permesso appunto di fare questa bella intervista col capitano della Dinamo Women, appunto Deborah Carangelo, che ci ha fatto un bello spaccato secondo me su quella che sarà la nuova annata delle bianco-rosa, bianco-blu-rosa, insomma non so mai come chiamarle la Dinamo Women, perché effettivamente le Quello di sassaresi, Bari. diciamo così, dai, diciamo così, Però facciamo allora, prima. posso dire, Fra, quando No, noi abbiamo comunque... non hai questa possibilità, credo che sia abbastanza chiaro. Credo Ok, sia allora abbastanza ti chiaro. lascio, adesso che arriva anche il prossimo ospite, ti lascio con lui e io vado via. No, di No, quello col decano puoi parlare anche tu, dai, col decano puoi parlare anche tu. Ti concedo questo, ti Grazie, concedo. Guarda, ti è appena ringrazio. entrato il decano, tra Guarda, l'altro, eh. però vediamo obliquo, guarda. Però non No, no, è adesso è dove ci dritto. aveva detto. Non è dove... Facciamolo entrare subito. Dai, facciamolo Buongiorno entrare. decano, Enrico Ehi, Gaviano, Nuova Sardegna, ben trovato. eccolo. Non ci Sì, sente. Non buongiorno, mi c'è. Ah, ci sentite? senti? Ah, Sì, sì, noi ti sentiamo. buongiorno, Sì, come stiamo? Perfetto. bene, mi sentite? Sì, Ti sì, sentiamo. Ti aspettavamo in Non mi un'altra sento. location, dopo quello che ci hai detto l'altro esatto. giorno. Cioè dove? Al Lido, al Non lo mare. so.
Al mare di nuovo, al fresco. Beh, scusa, d'altronde, scusa, cioè, bisogna vantare le Ma bellezze di Cagliari, quindi. sì, però siccome purtroppo non è più calcio balneare per tanti motivi, quindi Bella, preferito- questa ci è piaciuta, questa ci è piaciuta. Allora, Henry, prima che ti collegassi tu e prima che si collegasse anche Deborah Carangelo, stavamo parlando chiaramente del Cagliari, di Cagliari Inter, dell'infortunio di Belotti. Chiediamo anche a te rapidamente un passaggio su quella che è stata la partita di sabato sera. Tu come l'hai vista? Cioè, nel senso, bicchiere totalmente vuoto? Mezzo vuoto? C'è qualcosa da salvare? No, beh, per me il bicchiere è mezzo pieno, intanto. Ecco. Per un secondo tempo discreto, perché appunto gli aggiustamenti tattici di Pisacane hanno avuto un buon effetto. Mi dispiace non aver potuto vedere questo secondo tempo con Belotti in campo, chiaramente. Non so come sarebbe andata. Però diciamo che il bicchiere è mezzo pieno anche perché il risultato è rimasto in bilico sino all'82esimo, anche se appunto l'Inter ha mostrato in questa partita tutta la sua forza. Il Cagliari ha subito parecchio, però se ci pensate, se quel colpo di testa di Foloruscio avesse avuto maggior fortuna, magari oggi staremmo parlando di un pareggio, magari immeritato ai punti, però sarebbe potuta finire così, ecco. Luke? È vero, assolutamente questa tua idea, Henry, però ti dico, l'infortunio di Belotti, che comunque insomma è la vera nota negativa di quest'ultima giornata di campionato, ne stiamo parlando prima con Fra, è ovvio che, sai, prima c'è Belotti, vabbè, Belotti vai da titolare e gli altri nel frattempo hanno la possibilità di ambientarsi. È ovvio che adesso che non hai più il riferimento centrale, il riferimento offensivo, dai una responsabilità importante a diversi giocatori, perché rispetto allo scorso anno dove c'era praticamente solo Piccoli, mettiamola così, e a questo punto diciamo ancora di più, per fortuna non si è mai infortunato perché realmente è un attimo, questa nuova situazione cambia comunque le gerarchie in attacco e a questo punto tu chi ti aspetti là davanti? E che cosa ti aspetti da determinati giocatori? Parliamo di Gaetano, parliamo di Esposito, Chilixoi, Borrelli, Luvumbo, lo stesso Pavoletti. Beh, intanto possono essere diverse opzioni, a cominciare dal fatto che potrebbe anche in diverse occasioni, a seconda dell'avversario, non utilizzare subito quelli che sono i tre attaccanti veri di ruolo, punta centrale, cioè Borrelli, Chirixoi e Pavoletti. Detto questo, io dico subito che il giovane turco mi piace, mi è piaciuto anche nella partita di Coppa Italia, comunque perché ha ha mostrato diverse qualità, insomma. Chiaramente deve ancora giocare, probabilmente deve completare la preparazione fisica, però è l'unico che si avvicina un po' così alle caratteristiche di Belotti. Ovviamente non bisogna puntare tutto su di lui, non bisogna bruciarlo, però io credo che possa essere, se tutto va bene, la bella sorpresa del Cagliari di questa stagione. Vedremo. Sicuramente Henry, cioè, quello che dicevamo prima, l'assenza di Belotti responsabilizza un po' tutti, chiaramente Esatto. lì davanti, però tu c'eri, mi pare, in una delle ultime conferenze stampa in cui poi alla fine, quando Pisacane si ferma a chiacchierare con noi, a un certo punto ha detto: non penso che vedrete l'attaccante da 15-20 gol nel mio Cagliari, perché non era così in primavera, difficilmente lo sarà quest'anno. Direi che questo infortunio può andare a responsabilizzare, oltre che gli attaccanti, come dicevamo prima, però anche i centrocampisti,
perché il Foloruncio di turno ancora non ha trovato il gol e secondo me il Cagliari 4-5 gol da lui se li aspetta, ma pure a dopo, lo stesso Palestra magari riuscirà a trovare il gol, cioè nel senso, secondo me è anche sbagliato fossilizzarsi soltanto sull'attacco per cercare i gol che probabilmente avrebbe portato Belotti, perché poi è probabile, cioè chiaramente stiamo ragionando sul campo delle probabilità, perché non è che è sicuro che Belotti avrebbe fatto 20 gol, quindi insomma Certo, no, in ogni caso, a parte che l'anno precedente con Ranieri, insomma, avevano segnato un po' più tutti. L'anno scorso sono immessi soltanto 2 giocatori in zona gol. Per fortuna, appunto, non ci sono stati infortuni, altrimenti chissà come sarebbe andata a finire. Però è chiaro che in un calcio moderno, con giocatori che insomma cominciano ad avere una certa esperienza, perché Foloruncio ha una certa esperienza, dopo l'esplosione della scorsa stagione può essere anche lui uno che porta il gol, Gaetano, va bene, speriamo anche Prati, perché Prati non dimentichiamo che ha un bel tiro e insomma si è messo nella opportunità di poter tirare, anche lui potrebbe fare qualche gol, ecco. Quindi hai ragione tu assolutamente, perché è necessario a questo punto, a maggior ragione dopo l'infortunio di Belotti, che tutti quanti si carichino questa responsabilità. assolutamente assolutamente guardiamo già guardiamo già per domenica, Henry, perché secondo me la partita contro l'Inter è vero che ha dato indicazioni chiare, ma io ritengo che il Cagliari visto contro l'Inter, anche con quella struttura, con quelle scelte, lo rivedremo poche altre volte in questa stagione, almeno questa è la mia idea, cioè credo che quel tipo di situazione verrà tirata fuori, credo soltanto per le big, e di fatto 2 le hai già incontrate, perché hai già incontrato Napoli e Inter. Udinese, partita storicamente complicata. L'anno scorso hai perso 2-0, una brutta partita complicata appunto poi dall'espulsione di Makumbu, vi ricorderete, alla mezz'ora per doppio giallo. Era un altro Cagliari, era un Cagliari che insomma aveva altri principi di gioco e un po' in tutto, però è chiaro che andare a Udine non è mai semplice. Tanto non è semplice per esempio per noi sardi, perché lo sa bene Roberto Pinna, le traversie e anche le casine, insomma le traversie che abbiamo dovuto fare per fare il viaggio, io mi ricordo quelle degli ultimi 2 anni, quindi lo so anche io, però nel senso è sempre complesso giocare a Udine, però era complesso anche giocare a Lecce, e il Cagliari ha trovato la chiave giusta contro la squadra di Di Francesco. È chiaro che Udinese e Lecce non si possono paragonare per valori tecnici, però è anche vero che l'Udinese arriva dalla sconfitta contro il Sassuolo, e quindi ti chiedo che gara ti aspetti e che Cagliari ti aspetti soprattutto. Sicuramente, come dici tu, l'Udinese appare più strutturata rispetto al Lecce, anche se poi abbiamo visto che il Lecce ieri è riuscito a pareggiare col Bologna, quindi insomma non è proprio una squadretta, può cercare in qualche modo di emergere dalla palude della zona retrocessione. L'Udinese invece è un gradino un po' più su. Tra l'altro, se guardiamo i precedenti, insomma, qualche volta ci abbiamo pure vinto in situazioni con particolari. 2-0-1 con João Pedro, tra l'altro, Esatto. Le ultime 2 vittorie. Esattamente. Quindi comunque è un campo molto difficile, però ecco, l'Udinese non mi sembra forte come l'anno scorso. Purtroppo c'è un giocatore che mi è molto antipatico, ma che potrebbe darci molto fastidio, cioè Zaniolo. Vediamo un po'. Io credo che comunque il Cagliari ha dimostrato in questo inizio di campionato di poter
giocare e fare risultato contro tutti, compreso anche l'Inter, ripeto, perché la partita fino a 8 minuti alla fine era ancora lì in ballo. Luca? Henry, ritorno un po' risposte più lunghe o vi piace che non sia molto... No, guarda, sei assolutamente libero. Esatto. Qua siete Hai liberi. libertà assoluta. Sono liberi assolutamente. Quindi l'importante è che si dica quello che si pensa. Perché... Certo. No, io ritornavo appunto sul discorso, Henry, dell'Udinese, perché è vero, è una squadra che comunque è stata presa a pallate dal Sassuolo, come dice anche Fab Sati, che dice contro l'Udinese ci vuole una squadra la più tecnica possibile. Ieri il Sassuolo li ha messi sotto col palleggio. È anche vero che il Sassuolo lì davanti, l'Oriente, Pinamonti, Berardi, insomma un tridente che non è certo di una squadra che lotta per la salvezza, e anche a centrocampo ha giocatori come Matic, lo stesso Franks, lo stesso Pazzi, insomma è una squadra che forse è anche sottovalutata, sì. Perché il Sassuolo è una bella squadra. Era strano che non fosse ancora immerso, perché esatto. È una squadra che secondo me si salverà senza problemi, anzi sono d'accordo, sarà una bella classifica. E poi anche la squadra che è andata a vincere in casa dell'Inter, un Inter che magari non era ancora al 100%, quindi non è così scontata. È vero, hai ragione sul fatto che magari è una squadra meno forte rispetto allo scorso anno. Beh, davanti gli mancano Luca e Toven, e il giocatore che hai nominato, noi ahimè lo sappiamo perché lo scorso anno contro l'Atalanta segnò e quindi è successo un po' un qualcosina. Però è anche vero che il Cagliari deve avere in giocatori come Gaetano, come Esposito, quel quid in più, quella qualità che magari fino ad ora non si è vista. Fino ad ora si è visto un buon Cagliari, assolutamente, operaio, tutti si aiutano, azioni corali, la palla che passa da una parte all'altra, però effettivamente i giocatori di qualità sono venuti meno in queste prime partite. E ora magari in partite come l'Udinese, poi bisogna vedere se partiranno meno titolari, però è ovvio che da loro ci si aspetta quel quid in più, quella qualità in più, quell'abilità nel saltare l'uomo, nel mettere l'attaccante in condizioni di segnare. Sì, in effetti allora, parlando dell'ultima partita, sono stati sottotono sicuramente sia Esposito, giusto i due che hai citato, Esposito e... hai sentito un po' troppo la partita, Gaetano capita, però hai ragione tu che da giocatori del genere ci si aspetta tanto, perché veramente Esposito sino alla partita contro l'Inter mi era piaciuto tantissimo, aveva fatto sempre buone prestazioni, tra l'altro sfortunato a non aver ancora trovato il gol, e quindi sì, bisogna puntare molto su questi qua, su Folorunso perché anche lui si sbloccherà, è un giocatore davvero forte anche lui. Poi abbiamo insomma tante frecce all'arco del Cagliari quest'anno. Mi piace la rosa, peccato appunto che ci mancherà per tutta la stagione, credo, Belotti, però ci sono molte alternative, molte possibilità di poter far bene anche a cominciare da Udine. Henry, allora invece io ti voglio chiedere, scusate, ho un po' di raucedine stamattina, questo cambio del tempo mi sta distruggendo. Sono accendi, Henry, sto invecchiando, c'è già non freddo, come Luca Di Leonardo. No, freddo no, però sai, ma c'è già freddo, vero? No, non esageriamo. Vedi che sono ancora in maglietta a maniche corte. Mettiti la sciarpetta, fra, qua, nel collo, così tieni caldo le corde vocali. Devo seguire i tuoi consigli da anziano, Luca, lo sai, bisogna iniziare a fare così. No, invece ti chiedo un po' invece del centrocampo, perché abbiamo visto delle scelte che sono cambiate un po' di settimana in settimana, no? Noi venerdì alla conferenza stampa, prima della conferenza stampa ci chiedevamo, ma allora come gioca, come non gioca a 5, gioca a 3, gioca a De Iola, gioca a dopo. Nessuno di noi aveva messo in dubbio la presenza di Prati, e invece poi alla fine Prati non è entrato
nella formazione iniziale, salvo poi essere inserito al posto di Belotti a gara in corso, perché doveva già, no, essere quella scelta in grado di cambiare un po' il Cagliari. Cioè, io immagino che senza l'infortunio di Belotti il cambio sarebbe arrivato all'intervallo, con Prati al posto di uno tra Deiola e Adopo, ma poi alla fine è stato sacrificato Deiola. Prati che probabilmente si è capito perché sia così centrale in questo Cagliari. Cioè il primo tempo contro l'Inter si è capito che forse questo Cagliari non può rinunciare al suo play. Sì, assolutamente. Beh, a parte che io sono un tifoso assoluto di Prati, un giocatore che mi piace tanto. Infatti, è capitato con un collega in una delle precedenti partite che stavamo discutendo sulla pagella prima, mentre stavamo scrivendo il pezzo, e lui mi ha detto: Ma quanto gli dai? E Prazzai, ci scambiamo queste idee, no? E io, vabbè, lì gli ho dato 6,5 e comunque gli ho detto: Io con Prati, se non fa proprio cagate, parto sempre dalla sufficienza e poi salgo. Ma questo non peraltro, perché mi è sembrato davvero, soprattutto in questa stagione, centrale. Lui entra contro l'Inter e riesce a dare ordine e anche a dare qualche pallone buono ai compagni, quindi c'è una lucidità nel suo gioco che altri non hanno, e per cui per questo penso che se lo debba tenere ben stretto come titolare Pisacane. Come hai visto l'esordio di Zé Pedro? Ma vabbè, a parte che la difficoltà contro queste bestie di attaccanti dell'Inter, cioè, io gli ho dato l'insufficienza, ma penso che sia un giocatore che sarà molto utile, perché comunque ha esperienza, si deve anche integrare ancora con i compagni, è destinato soltanto a crescere nella sua qualità di gioco, insomma. Proprio a proposito di difesa, anche nei commenti nel post partita, Luca, ti ricorderai molti sì, commenti negativi nei confronti di Luperto, quindi Henry, chiedo anche a te di Luperto, perché effettivamente quello che è stato l'anno scorso uno dei pilastri del Cagliari di Nicola, quest'anno ha già avuto qualche passaggio avuto di troppo. È vero, il gol decisivo per il pareggio contro la Fiorentina, però nelle altre giornate c'è sempre stato, no, quell'errorino, quella situazione. Matteo Zizzo diceva, sembra quasi che abbia paura di mettere il piede in area per evitare autogol. È successo a Sì, Napoli, infatti. è successo appunto contro l'Inter, sul gol di Esposito. È un Luperto un po' più indietro di condizione, cioè più che di condizione di rendimento, perché di condizione secondo me Sì, in io effetti credo che abbia recuperato i problemi fisici che ha avuto in ritiro, però a livello di rendimento con non sembra il Napoli, Luperto dell'anno scorso. con Napoli ho avuto paura di fare rigore, sì, fare rigore. Contro l'Inter ho avuto paura di fare autogol perché quel pallone, però probabilmente è anche sbagliato. Non è quello dell'anno scorso, però per me è un giocatore che assolutamente non può prescindere il Cagliari da una difesa dove ci sia lui per esperienza, eccetera. Probabilmente deve ancora trovare la forma migliore, più che essere quello dell'anno scorso. Fiducia. Giocatori di questo tipo sono fondamentali per una squadra come il Cagliari. Io Luca? su questo, proprio sul discorso di Luperto, mi sono confrontato con un amico che fa l'allenatore, diciamo, a livello giovanile. E lui mi ha parlato proprio che sia nell'errore col Napoli che nell'errore contro l'Inter, proprio c'è un problema di postura. Perché un difensore centrale non deve mai dare deve essere di spalle rispetto alla porta. Lui invece è frontale. Se noi vediamo le due azioni,
lui in entrambe le occasioni non mette il piede perché probabilmente ha paura di fare magari l'autorete, ma è proprio un discorso di postura. Se lui si gira dall'altra parte è più semplice intervenire. Questo me l'ha detto comunque un allenatore e in effetti se vediamo in entrambe le occasioni probabilmente la paura di non mettere il piede è proprio per non regalare magari l'ultimo calcio d'angolo al Napoli e rischiare l'autorete nel gol di Pio Esposito. Però si vede chiaramente dove c'è proprio quasi l'arretramento del piede, proprio per non rischiare di toccare la palla, che chiaramente è stato decisivo in tutti e due i casi, perché comunque il 2-0 ha chiuso di fatto la partita. Se sull'1-0 può arrivare quel colpo di fortuna, come hai detto bene tu Henry, se il colpo di testa di Foluccio fosse andato in rete, magari avremmo parlato di un 1-1, magari non meritato, ma pazienza, era comunque sempre un punto. Non so cosa ne pensate riguardo a questo. Sì, io ripeto, per me deve essere probabilmente una questione di crescita ancora nella sua preparazione, perché c'è tanta esperienza questo giocatore, quindi magari è stato sfortunato a trovarsi in quella postura o quella situazione in quel momento e ha avuto paura di poter fare peggio. In realtà, in entrambe le occasioni, le sue scelte sono state poi in entrambi i casi, prima il Napoli e poi l'Inter hanno segnato. Però, insomma, ripeto, per me è solo una fase di passaggio un po' così, ma è destinato a essere quello dell'anno scorso. Va bene, Henry, allora chiudiamo, cioè ti salutiamo con l'ultima domanda, ovviamente davvero sulla partita di domenica. Hai detto che partita ti aspetti, insomma come affronterà secondo te il Cagliari questa gara? Chi sarà l'uomo chiave? O chi dovrà essere l'uomo chiave? Allora, dunque, intanto bisogna vedere quali saranno le scelte. Immagino che un po' tornerà a quello che erano le scelte delle altre partite. L'uomo chiave io spero che sia Gaetano, perché ne ha bisogno di ritornare a essere quel giocatore che ha dato una spinta fondamentale al Cagliari 2 anni fa, e anche l'anno scorso un paio di sue giocate sono state determinanti per la salvezza. Speriamo insomma in un bel gol decisivo di Gaetano. Che tra l'altro a Udine segnò 2 anni fa, se non ricordo male, nell'1-1 Sì. con Ranieri in panchina, per cui insomma Esatto. ha già segnato al Friuli. Va bene, Enrico Gaviano, Nuova Sardegna, grazie davvero di essere stato di nuovo con noi, ci vediamo presto. Grazie a voi per buona giornata Henry. A presto. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao. Eccoci qua. LDL. Abbiamo tante C'è domande. anche, sai che c'è anche tipo LDL. Tan. Esatto, non mi ricordo così. cos'era. Perché cos'era quel. No, pure c'è anche LDL, grandi successi. No, quella è un'altra. Tipo È RDS, un'altra. però LDL. Ma tanto c'è 3 lettere sono, con la L. Ma il ritmo che il ritmo cambia tutto. Tu puoi dire una parola, una frase, però se la metti a ritmo diverso. Prossima diretta, tutto. domani porta le maracas. Facciamo la diretta con le maracas, va bene? No, organizziamo una jam con questi strumenti. Io sono fan del tamburo. Vabbè, non approfondiamo oltre queste tue. No, io ho detto fan del tamburo, punto. No, non sto dicendo niente, ho detto solo non approfondiamo perché non gliene frega niente alla gente, per quello dico, non pensare che... Vabbè, allora... Dai, oggi ti sto trattando malissimo, allora, solo perché hai sbagliato il carosello. Ma lì non lo so che cosa ha copiato, perché io faccio copia e incolla. Aspetta un po'. Hai scritto così, stavi suonando per Elisa e non ti sei reso conto. Però esatto. non abbiamo salutato, tra le altre. Chi? Il nostro Paolo Cammello. Grande! Ci ha salutato, scusa Paolo, ma nei meandri dei Paolo, commenti... quando vieni in trasmissione? Esatto. Quando ci viene a trovare?
Dai Paolo, su. Eh, Vediamo un po', non c'è più. Si è offeso sicuramente, non mi avete salutato, quindi Certo, si è non l'hai arrabbiato. salutato tu, quindi figurari. No, ma era tra i vari messaggi, quindi, sai, eravamo immersi nei vari commenti e quindi, insomma, non volevo interrompere gli ospiti, solo per quello, ma ci mancherebbe, siete sempre nei nostri cuori, ci mancherebbe. E infatti anche Adriano, buongiorno 131, eh sì, assolutamente. Ecco, Giovanni dice, se fossi in Pisacane proverei un attacco a 3 con Felice a sinistra, Luvumba a destra e Esposito a falso 9. Su questo ti dico, vabbè, a Io parte bisogna dubito che aspettare metta l'uva, sì, subito esatto. Luvumbo titolare. No, no, ma poi soprattutto, aspetta, ci ha risposto Paolo, quando Grande volete, Paolo, attenzione, grande. convocazione, ci pensa il direttore a convocarti Paolo, Va ovviamente. bene, va bene. Dicevo, sul discorso relativo alle tre punte, quindi due esterni, quindi Sì, stile Sassuolo, mettiamola così. sì, È anche vero che comunque tu ti bruci da subito due giocatori che per caratteristiche sono simili, ma l'ha detto lo stesso Pisacane, sono probabilmente gli unici due in grado di saltare l'uomo in velocità. Quindi tu ti stai bruciando due giocatori che se nel secondo tempo devi comunque andare a recuperare, cambiare piano gara, non li hai più a disposizione. E soprattutto bisogna vedere anche la durata, perché 90 minuti fare un certo tipo di lavoro, siamo appena inizio campionato, la vedo difficile. Quindi io li vedo, parere personale ovviamente, magari a Felici darei la possibilità, la chance, vista anche l'ottima condizione, perché contro l'Inter secondo me è stato il migliore. Comunque il giocatore che ha insieme a comunque Mina. cercato di accendere, sì, esatto, che ha cercato di accendere la squadra dal punto di vista offensivo, sta bene, ha segnato, è andato vicino comunque, ha creato un po' di caos là in mezzo, quindi secondo me a Udine dovrebbe avere la chance di partire titolare, ma ovviamente non sono io l'allenatore, quindi deciderà Pisacane. Però lo vedo sicuramente simile allo scorso anno, se ti ricordi quel mesetto che aveva fatto dove comunque ti hai visto Felice che alla fine è un giocatore che è in grado di saltare l'uomo, in grado comunque di mettere l'attaccante in condizioni di segnare. Ecco, ho rivisto quel Felici, quindi magari nella sfida contro l'Udinese ci può stare a vederlo al primo minuto. Non so cosa ne pensi tu, Fra. Ma allora, è vero quello che tu dici, soprattutto secondo me, conoscendo Pisacane, cioè che ha sempre un po' alla Gasperini sfruttato i cambi nel secondo tempo per cambiare, cioè per modificare, dai, perché se no usiamo sempre gli stessi termini, per modificare l'assetto anche offensivo, soprattutto offensivo. Il famoso esempio che faccio sempre, quello di Vinci Guerra nell'ultima mezz'ora con la Primavera, va in quella direzione, e lo stesso Felici va in quella direzione, magari anche Kilixoi potrebbe andare in quella direzione ora, fino a che non recupera la condizione tale da poter essere titolare, da poter giocare una partita intera. Ciò detto, io però ti ribalto la prospettiva, cioè, ma perché invece non provare ad aggredire dall'inizio con due esterni molto propositivi e un centravanti magari di manovra come Esposito, e soprattutto a Udine, e provare a giocare in ripartenza, provare a giocare appunto in contropiede E chi metti esterno a destra? Palestra alto? Palestra, ovviamente. Vabbè. Cioè il ruolo simil Zortea dello scorso anno. Metti Palestra alto, Zé Pedro terzino, Mina Luperto Obert, o a quel punto puoi permetterti anche Idrissi magari, anche se comunque con Felici forse è sempre meglio avere magari un esterno un po' più di copertura, oppure semplicemente, cioè, è chiaro che se giochi con Zé Pedro, cioè scusami, ragioniamo al contrario, con Felici, Esposito e Palestra, poi Foloruncio a sinistra, Prati al centro e a dopo De Iola a destra, verosimilmente tra Foloruncio e Felici, insomma, lì stai già spingendo tanto. Sì, catena Quindi sinistra, Obert sì, ti sì. serve per quello, per dare un po' più di equilibrio, mentre a destra hai comunque appunto a dopo che protegge Palestra. Avessi Zappa, magari potrebbe giocare direttamente Zappa anche come caratteristiche, ma in questo momento è fuori, quindi fai giocare Zé Pedro. Secondo me puoi giocare col 4-3-3 senza nessun tipo di problema. Aggiungo Sfruttando anche che l'Udinese ha comunque due terzini
Zemura da una parte, Bara Camara e Zibue dall'altra, che insomma non sono molto attenti a livello difensivo, quindi Appunto, quindi si potrebbe anche provare a fargli male in questo modo. E poi a quel punto dalla panchina ti giochi Chilixoi, ti giochi Borrelli, ti giochi Gaetano, Cavuotti, sì, che esatto. merita più spazio, capito? Quindi Però stai perché mettendo noi non abbiamo Palestra citato. là in alto, non, vabbè, Luvumbo si è infortunato, però io dicevo proprio il discorso che ha come caratteristiche Felici e Luvumbo insieme. Magari sono uno staffetta dell'altro. Sì, esatto. Sì, in questo momento probabilmente sì. Però comunque se metti Palestra e lo lasci alto, non è che non ti stai coprendo molto, eh. Quindi comunque Però stai rispetto a usando uno Luvumbo, un po' sì. Sì, però vabbè, è chiaro che se tu metti Luvumbo esterno a destra e Felice esterno a sinistra, tu giochi con i due esterni a piede invertito, cosa che con Palestra non faresti, perché Palestra di fatto è destro, anche se poi abbiamo visto che non disdegna usare il sinistro per dribbling e tutto. Però ecco, se io dovessi scegliere il tridente contro l'Udinese andrei così: Felici, Esposito, Palestra. E poi tutti gli altri, Luvumbo, Chilixo e Borrelli, Gaetano, Cavuotti a gara in corso. Sì, sì. Vabbè, anche perché... Poi ovviamente giocherà Borrelli unica punta, perché poi sappiamo quanto ci prendiamo in queste cose, però... vabbè, ma Ecco, infatti Fabrizio sta. dice il sinistro di Palestra mi sembra meglio anche del sinistro di Zitto. Lo stavo per dire anch'io, e sapete Però- quanto bene voglia a Zitto. Questo era un assist. Jeff, Pavoletti quanto è lontano da un possibile utilizzo, ma secondo me in questo momento se entra può fare 5-10 minuti. Sì, non ha ancora Cioè, condizioni. per capirci, nell'allenamento aperto ha saltato completamente la parte della partitella. Sì, sì. Quindi, cioè, non è neanche... Qualcuno ha saltato all'inizio e poi è entrato dopo, lui non è proprio neanche entrato, quindi questo è un po' il discorso. Ma io credo che anche con Pavoletti non si debba avere fretta, cioè, anche perché l'infortunio che ha avuto non era semplice, soprattutto all'età che ha Pavo, con la storia clinica soprattutto di Pavo, quindi non serve Diciamo che avere lui fretta neanche con lui. nell'attacco è l'ultimo, ma non perché è l'ultimo, ma perché in condizione ha bisogno di più tempo rispetto agli altri. Poi noi lo sappiamo che comunque Leonardo Pavoletti è capacissimo di giocare 5 minuti e di dare l'inzuccata giusta, quindi da questo punto di vista non c'è difficoltà, è più difficile vederlo dal primo minuto, ecco. Certo. Questo sicuramente. Magari quel giocatore che metti in mezzo, devi recuperare, palla in mezzo e lui comunque colpo di testa ce l'ha sempre, e lì è imbattibile, assolutamente. Quindi, Sì. però Sì. è ancora indietro di condizione, questo sicuramente. Sì. E la fretta in questi casi è cattiva consigliera, ma lo sanno sicuramente meglio di noi, quindi non c'è il rischio. Beh, da direi questo di punto sì, vista. direi di sì. Assolutamente. Direi tendenzialmente di sì, che lo sanno Pisacane e i suoi giocatori, lo sanno sicuramente meglio. Va bene, Lucone, possiamo chiudere, che dici? Sì, anche per sono 11:15, sì. Dando Sì. l'appuntamento alla Allora, stasera abbiamo Stasera? Cagliari Social Arena 18:15, canale YouTube 131, dove ci saranno tre ospiti, possiamo dire questo, non diciamo ancora chi ci sarà ospite, dove verrà analizzato ovviamente la partita contro l'Inter, l'infortunio di Belotti e ovviamente Road to Udine, ovvero come affronterà la settimana il Cagliari per il prossimo incontro contro l'Udinese. Mentre con Buongiorno 131, domani mattina dalle 10, puntata di martedì, come sempre diversi ospiti, quindi state con noi, anche per chi comunque non ci vede in diretta, va bene anche vederci in differita, assolutamente, tanto gli argomenti sono quelli, l'importante non è che ha un valore alle 9 e alle 17 non ha più valore, hanno sempre valore, e questo vi ringraziamo perché abbiamo notato che comunque ci sono tanti utenti che ci seguono in differita, perché chiaramente di mattina magari sono al lavoro e non hanno la possibilità di metterci nemmeno in sottofondo, quindi ci sta Esatto. assolutamente.
Va bene? bene, ragazzi. Chiaramente ci vediamo salutiamo le domani, nostre allora. amiche aziende, salutiamo gli utenti, anche oggi siete stati tantissimi, tanti commenti, insomma sarà una settimana da un certo punto di vista diversa, ma sapevamo che sarebbero arrivate questo tipo di settimane, magari non con l'infortunio di Belotti, però post sconfitta, ecco, l'infortunio di Ma Belotti, sì, vabbè, quello ma sì. ci, Ma è tutto ci può normale, stare, cioè fa parte del gioco. non è Fa il parte primo del gioco. né Ha perso il l'ultimo. Napoli, figurati se non può perdere l'Inter, il Cagliari contro l'Inter, quindi. Sì, No, però stavano giocando questo credo che Marianucci e Gian Jesus, sinceramente mi tengo sia. Mina e Vabbè, Luperto. Vabbè, proponili a Conte, cosa ti devo dire? No, Proponili lasciali a a Cagliari, Conte. lasciali a Cagliari. E poi mister Allegri, insomma, sappiamo, è una garanzia da questo punto di vista. Muy bien, va bene. Allora, bene. ragazzi, stasera 18:15 Cagliari Social Arena, ma ci vediamo domani ore 10 a Buongiorno 131 per la puntata del martedì. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.